Governatore Fedriga, un vero e proprio viaggio all'interno dello stabilimento Osoppo del gruppo Fantoni, un viaggio che ha fatto vedere l'eccellenza del Friuli Venezia Giulia, ma non solo, perché è un gruppo riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Sì, poi anche la capacità di innovarsi ed essere competitivi negli anni, questo penso che sia la grande sfida, soprattutto di impianti di produzione di questo tipo, la concorrenza internazionale agguerrita, pensiamo soltanto ai paesi emergenti dove produzioni di questo tipo si stanno affermando, riuscire a produrre a Osoppo, in Friuli Venezia Giulia in Italia e riuscire ad essere maggiormente competitivi rispetto ad altre aree del mondo dove magari normative, penso quelle sull'ambiente, penso il costo del lavoro, penso normative sulla sicurezza non ci sono, vuol dire che evidentemente, malgrado le difficoltà di investire in Europa rispetto a altre aree del Paese, si può fare con innovazione, capacità di visione, che è quello che ha avuto e continua ad avere Fantoni. Assessore Zilli oggi ha accompagnato il governatore a visitare lo stabilimento del gruppo Fantoni, un'azienda che investe. Un'azienda che è radicata in questo territorio, che è leader mondiale nella produzione dei pannelli in legno e che continua, nonostante le difficoltà e anche la competitività del settore, a fare importanti investimenti. 50 milioni per il prossimo biennio più una prospettiva molto importante per gli anni successivi e per noi questo è garanzia di una realtà seria che continua ad essere leader appunto non soltanto nazionale ma internazionale, che ci dà grande fiducia e alla quale stiamo sempre ovviamente vicino.